Attenzione al territorio, stagionalità, ma anche valorizzazione delle peculiarità enogastronomiche del Trevigiano. Sono questi gli aspetti che sono stati valorizzati dalla trasmissione Geo Geo, che ha scelto lo chef del Matto Rosso, qui a Montebelluna, un locale conosciutissimo, per parlare proprio di enogastronomia del territorio. Buongiorno. Oggi abbiamo la fortuna di essere qui a Montebelluna in un locale conosciutissimo, il Matto Rosso, in compagnia dello chef Luca Torresan e del titolare Manuel Zamperoni. Siamo qui perché si parla spesso in Italia, nella provincia di Treviso, di valorizzazione dei prodotti tipici, ma quanto si fa veramente, soprattutto i prodotti delle nostre frazioni, del nostro territorio? E voi, pochi giorni fa, siete riusciti a valorizzare questo all'interno di una trasmissione televisiva molto importante come Geo Geo. Com'è andata? Ma direi bene, poi sicuramente si poteva aggiungere o fare molte cose, però ho voluto dare l'unico messaggio che tante volte con le cose più semplici e le cose che veramente da dove siamo partiti, perché l'uovo sembra quasi impossibile ma è l'origine della vita, è un elemento essenziale che non deve mai mancare, soprattutto nelle nostre tavole. La nostra iniziativa è stata valorizzata anche perché noi fin dalla nascita del nostro progetto qui Matto Rosso la priorità era quella di usare dei prodotti del territorio, ma soprattutto dei prodotti primari d'eccellenza, e uno di questi appunto sono state queste uova di allevamenti a terra, quindi con galline che vivevano un benessere fisico e anche a poter pascolare in questi prati all'aria aperta, quindi sicuramente un uovo che fa la differenza. E da qui è nato questa partner col dottor Gasparini, che praticamente si voleva mettere delle ricette che ricordassero quello che era la tradizione, diciamo proprio nostra rurale, perché noi dobbiamo ricordare che l'uovo da noi era considerato come una moneta di scambio, ma soprattutto era il bene primario di una famiglia, e quindi a questo abbiamo voluto creare delle ricette anche semplici, però di effetto. Semplici sia nel punto di vista realizzativo, ma semplici anche nei ingredienti da reperire. E quindi ricordiamole queste ricette? Poteva essere questa fortaglietta classica veneta, che ho fatto questa fortaglietta con la cipolla, degli scioppetti raccolti nel campo e del salame, e poi il secondo piatto non è altro che una mimosa, che è il classico uovo sodo grattugiato, servito con degli asparagi verdi qui del Basso Padovano. Mentre la terza portata non era altro che il classico sbattudino di una volta, però cotto, cioè tirato a zabaione, e servito con un biscotto con una frolla molto rustica, casereccia, e basta, e un bicchierino di marsala. Fondamentale per la vostra proposta qui al Matto Rosso è la stagionalità e anche la territorialità. Ecco, che tipi di eventi avete organizzato in questi anni valorizzando quali prodotti? Allora, noi, come diceva Luca, e Luca è qui con noi proprio per questo, abbiamo pensato fin dall'inizio di proporre una ristorazione un po' diversa, partendo proprio dalla qualità della materia prima. E quindi fondamentalmente anche di fare delle proposte che riguardassero soprattutto il nostro territorio, perché riteniamo che il nostro locale sia un locale un po' diverso, dove possono arrivare anche tante persone che arrivano da fuori, e proprio per questo l'intenzione di raccontare anche alle persone che arrivano da un po' più lontano quali sono le eccellenze del nostro territorio. Per valorizzare questo abbiamo fatto negli anni delle cene a tema, dove valorizzavamo in particolare la stagionalità, quindi il radicchio a seconda della stagione, le erbe. Per esempio anche la zona di Levada, quindi la frazione di Pederobba per quanto riguarda i legumi. Tuttora stiamo mettendo in menù un piatto etnico, la fagiolata brasiliana, però fatta con i fagioli di Levada, è un po' questo il nostro concetto, quindi anche andare oltre, però sempre valorizzando le materie prime del nostro territorio. Ma quando si pensa al Matto Rosso si pensa soprattutto a una clientela giovanile. Ecco, i giovani hanno apprezzato questa proposta, stanno tornando alla tradizionalità, alla tradizione dei nostri prodotti?
Ma probabilmente questa proposta va un po' insegnata anche ai giovani, nel senso che oltre a un valore di proposta noi vogliamo avere anche nel territorio un valore sociale, nel senso che il Matto Rosso è un po' un contenitore di tante cose, quindi facciamo musica dal vivo, facciamo da mangiare, anche i giovani devono conoscere queste tipologie di prodotti tipici, e sta anche a noi spiegargliele, fargliele capire. Sicuramente questa riversione in maniera etnica ci permette anche di comunicare a loro questo.